Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nelle sibille chiacchierine del vostro Marietto con le sibille interattive. Se non l'avete ancora fatto, il vostro Marietto vi chiede di iscrivervi al canale di Hildegard Marietto Veneziano e se volete anche un bel like o venirci anche a trovare nei gruppi di Facebook e di Telegram. Il link è qui sotto in descrizione. Bene cari amici, oggi come avete visto nella vostra mascherina principale c'è la domanda: è finita o è solamente una pausa? Quindi adesso noi faremo i nostri 3 bei mazzettini e vediamo se la situazione è praticamente finita oppure è solamente una piccola pausa in cui tutti devono un po' riflettere, prendere un po' delle decisioni per ripartire con la giusta visione e la giusta attitudine. Quindi facciamo subito una mischiatina delle sibille chiacchierine e poi vediamo subito col 3 mazzetti interattivi come sarà la situazione. Bene cari amici, iniziamo. Bene, adesso questi sono i 3 mazzetti, vedete? I 3 mazzetti delle sibille chiacchierine alla domanda: è una pausa o è rottura definitiva? Quindi vedete mazzetto numero 1, mazzetto numero 2, mazzetto numero 3. Ripeto, 1, 2, 3. Adesso sedetevi, concentratevi, rilassatevi, magari mettetevi su una poltrona, fermate eventualmente anche il video e sintonizzatevi sul vostro mazzetto. 1, 2, 3. La domanda: è una pausa o rottura definitiva? Bene, pensate bene. Adesso iniziamo col primo mazzetto a vedere cosa dice se è una pausa o rottura definitiva. Donna del servizio, donna maritata, consolante sorpresa, costanza e sacerdote. Vediamo bene sempre la domanda se è una pausa o una rottura definitiva. Donna in servizio, donna maritata, consolante sorpresa, costanza e sacerdote, vedete sacerdote. Quindi partiamo subito con donna in servizio. Allora, qui vedo che lui li ha preso un po' sotto gamba, li ha preso un po' sotto gamba pensando che voi dovevate essere un po' una persona che doveva solo servirlo, però voi vi siete dimostrata con donna maritata una persona valida, una persona che non si è fatta sottomettere, e vedo anche consolante sorpresa, quindi anche lui è stato un po' sorpreso e in questa sorpresa così siete riusciti a dimostrare che avete delle doti importanti, e quindi lui sta prendendo delle riflessioni. E direi che dalla carta del sacerdote, visto che il sacerdote è una persona, è una carta in cui si denota una giustizia, una regolarità, una certa intelligenza, molto probabilmente la cosa andrà in porto e lui tornerà, per il semplice fatto che vede donna maritata e consolante sorpresa, e vede anche la riuscita perché voi avete delle qualità veramente importanti. Quindi per il primo mazzetto senza dubbio è solamente un momento di pausa, nessun tipo di paura perché hai scelto il mazzetto numero 1. Bene, vediamo adesso il mazzetto numero 2, sempre la domanda se è una pausa o rottura definitiva. Vedo sospiri, ammalato, dispiacere e conversazione. Rimettiamo bene le nostre carte, le nostre sibille chiacchierine e vediamo vedovo, sospiri, ammalato, dispiacere e conversazione. Allora, qui si parte che c'è proprio una rottura principale. Voi avete sospirato, siete caduti in un momento di abbattimento con ammalato e il dispiacere è troppo grosso. Alla fine ci sarà una conversazione, gioia, serenità, ma amici, con il vedovo
e l'ammalato dispiacere penso proprio che nel seconda rottura definitiva, perché questo periodo che lui ha preso anche voi capite che vi porterà solo dispiaceri e alla fine capirete che la gioia di tutto questo travaglio, di tutta questa rottura vi porterà solo delle benedizioni. Quindi direi che nel secondo mazzetto con ammalato, dispiacere e sospiri, certo voi avete sofferto all'inizio quando se n'è andato, ma vi dico che andandosene avete solo avuto delle gioie, perché alla fine voi sarete sereni perché non c'è più. Quindi nel secondo mazzetto direi chiaramente che è meglio che quel signore o quella signora abbia preso le valigie e se ne sia andata. Bene, il secondo mazzetto invece non si farà rivedere chiunque esso sia e per voi è una consolante sorpresa, una gioia. Nel terzo mazzetto vediamo mercante, pensiero, messaggero, malinconia e nemico. Rifacciamo bene i nomi delle carte del Sibille. Prima mercante, pensiero, messaggero, malinconia, nemico. Qui invece cosa vediamo? Vediamo che questo signore o questa signora era più che altro una persona che faceva molti calcoli fini, di finezza, quindi aveva sempre un tornaconto. Voi siete stati un po' in pensiero, avete ricevuto dei messaggi da lui che vi ha mandato in malinconia, ma il personaggio è sempre una persona che è tramata alle vostre spalle, quindi vedete persona infida all'inizio, in questo caso qui perché avete la chiusura col nemico, quindi lavorerà sempre contro di voi. Quindi anche nel terzo mazzetto la situazione, riceverete dei messaggi in cui vi lascerà male, è molto male, ma voi capirete che è un nemico da stare lontano. Quindi anche nel terzo mazzetto direi che la situazione è a vostro vantaggio se non si fa più vedere, cari amici o cari amiche. Vi lascerà dei pensieri e questi messaggi vi porteranno solo malinconia e capirete che è sempre lavorato contro di voi. Bene cari amici, anche il terzo mazzetto abbiamo visto che è una cosa che non va bene. Quindi ricapitoliamo: primo mazzetto molto positivo, secondo, terzo mazzetto nettamente sotto le vostre aspettative e non è per voi, cioè nel senso che voi siete troppo alti per lui o per lei, ed è quindi meglio lasciare stare per il vostro futuro e il vostro benessere sia fisico che psichico e spirituale. Bene cari amici, anche per oggi il vostro Marietto Veneziano vi ha dato la pillola. Vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Hildegarda e Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!